Ecco la scena ripresa da alcuni turisti sconvolti per quello che stava accadendo all'esterno della sala slot in Calle delle Due Spade a Venezia, dove poco prima un 26enne era entrato tentando una rapina. Non era però preparato alla reazione di Andrea, il dipendente 43enne che ha avuto sangue freddo affrontandolo. E mi si presenta davanti, sono tipo intabarrato, tipo passamontagna, occhiali, che poi era un sacco dell'immondizia in testa, e mi punta una mitraglietta, che non riconosco che è finta. E tanto che al momento penso sia uno scherzo, solo che dopo pochi secondi entra in ufficio, dà il calcio alla porta, entra in ufficio e mi punta la mitraglietta al petto, al che io mi alzo, cerco di disarmarlo e lo inseguo per buttarlo fuori dal locale. A quel punto il dipendente è riuscito a trascinare fuori il 26enne e all'esterno della sala slot c'è stata un'ulteriore colluttazione. Come si vede nei video girati dai turisti, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale sono al vaglio degli investigatori. Una volta all'esterno, il 26enne è riuscito a dileguarsi mentre Andrea si rialzava. Nel momento in cui ho realizzato quello che stava succedendo, ho avuto quel secondo di paura che mi ha fatto reagire in questa maniera. Non si era reso conto che poco prima il 26enne l'aveva colpito alla testa con la finta mitraglietta. Sul filmato si vede che mentre io lo placco, lui divincolandosi mi colpisce, non so se sembra che sia lui a colpirmi e mi fa la ferita sulla testa. Quindi lei lì per lì non se n'è reso conto. No, mi sono reso conto di essere ferito dopo che sono tornato dentro, che avevo la maglia piena di sangue. Solo in seguito il dipendente si è reso conto di quello che era accaduto e del fatto che sarebbe potuta andare peggio. Ho realizzato subito quello che è successo. Il mio pensiero è andato a mia moglie e a mia figlia che sono in vacanza e si sarebbero preoccupate, però io non potevo non dirglielo perché se mi chiamano e non rispondo si preoccupano ancora di più. E a distanza di un giorno, diciamo che da 24 anni circa che lavoro in questo settore, questa è la prima volta che succede una cosa così, diciamo, importante. È stato un bene quello che sia accaduto perché in quel momento lì non ci vedevo più e avrei fatto qualcosa che magari non dovevo fare. Nelle ore seguenti il 26enne è stato inseguito tra le calli dalle pattuglie e delle volanti della questura, ma alla fine si è consegnato spontaneamente in una caserma dei carabinieri. Il messaggio di Andrea è chiaro: imprenditori, cittadini e non solo, dice, non sono abbastanza tutelati. Alle persone che hanno un'attività, ai poliziotti carabinieri, che non possono fare niente purtroppo. Le leggi non si tutelano, ok, è vero, però dovrebbero aver modo i politici, il governo, di poterle cambiare e non che vengano bloccati in qualsiasi momento. E le persone quando fanno queste robe qua non potessero più aver modo di farle e quindi la punizione giusta è dentro.